Ombre sospette nel buio, sconosciuti che tentano di entrare nelle abitazioni, ladri col passamontagna che si aggirano nei giardini delle case. Nella Marca sono episodi che si ripetono, gli ultimi in ordine di tempo a Mogliano Veneto, con alcuni tentativi di furto sventati ad esempio dall'abbaiare dei cani o con le auto parcheggiate in giardino svaligiate dai ladri. Mogliano era appena stata martoriata già da 4-5 furti un paio di giorni fa e ci troviamo a questa notte a 4-5 tentativi di furti con tanto di foto di questi malintenzionati nei giardini, e quindi è normale che la gente dice: se ho fatto un'estate difficile, adesso il preambolo è questo, fra poco mi cambia l'ora, è complesso da gestire anche mentalmente per le persone che sono a casa. L'invito per chi subisce queste odiose esperienze è di presentare denuncia alle forze dell'ordine, che così possono organizzare meglio il controllo del territorio. Con il cambio dell'ora in arrivo e il buio già da metà pomeriggio occorre più attenzione. E le tenebre quando arrivano poi aiutano noi delinquenti a un po' confondersi nel buio, quindi comincia il famoso orario in cui si sposta e i furti arrivano dalle 6 in poi, quindi più segnalazione tra di noi, tra vicini, andare a tenere accesa la luce, come si dice, non lasciate mai aperta neanche in alta ribalta una finestra anche per 5 minuti, perché lo sanno, vedono e da lì ne approfittano. Alla luce dei fatti di cronaca assume ancor più risalto l'iniziativa dell'associazione Furti in Corso, che domenica mattina in piazza Aldo Moro a Treviso organizza un incontro tra cittadini, associazioni e sindaci per chiedere più controlli. Faremo una giornata, qualche ora lì la mattina dalle 10 in piazzetta Aldo Moro a Treviso Centro, dove ci incontreremo cittadini e istituzioni per fare il punto della situazione e chiedere anche alla prefettura già subito un aumento delle forze dell'ordine.